Scatman's World. Bella raga, sono tutto come un veneziano, fioi, mamma mia, mancano 2 gare e possiamo vincere il mondiale, fioi. Volevo provare a sviluppare il quartiere generale, ma aspetto questa gara per capire se abbiamo reali chance per far bene, quindi prendere tanti soldi nel costruttori e in quello piloti. Anzi, nel costruttore prendi i soldi nel mondiale piloti, però comunque c'era il preciso di aver vinto, quindi potrei anche cambiare squadra. Per capire il budget del prossimo anno e si rischiare un debito per migliorare il quartiere generale. Intanto qua abbiamo un dilemma. Girare un servizio del tuo stabilimento, va bene. Paghiamo. Ok. Ah, ce li danno a noi? Va bene. Ah, però cazzo, perdo meno... No, sono troppo veloce. Questo errore comendiano che non devo fare. Ah, Cristo, Cristo santo, Cristo, Cristo santo. Perché sti errori? Allora, qua abbiamo... Allora. Qua devo migliorare. Qua prestazioni. Vabbè, prestazioni non serve in realtà. Prestazioni non servono. Qua sì invece. E l'affidabilità. Sospensioni vanno bene, ok. Ciao. Ah, Dio mio. Ho perso qua le cose con i meccanici, non è bene, marchetta. No, abbastanza una pippa. Cambio relativo alla safety car, vogliono la virtual safety car. Ok, io voterò sicuramente no a questa. No, se la virtual non la voglio, col peso politico come indiano, speriamo di poter ottenere questa cosa perché la virtual non serve a niente. Le qualifiche servono qua in realtà. No, ho tentato la doppietta finlandese, fio, i complimenti. Scuderia Rossini. Raikkonen praticamente, la Ferrari secco. Ok. Monoposto. Ok. Allora, qua abbiamo... Qua dobbiamo ancora migliorare. Qua lo stesso, però in realtà posso fare così. Tanto diamo questa alla Vanane, ne vorrei dare questo, se riusciamo a tirarlo su magari. 7 giorni dopo la gara, cazzo. Vabbè, non ce la facciamo qua. Vabbè, teniamo così, resto. Freni. 81, perfetto. Questo è a posto, ok. Monta componenti, aspettiamo per montarli. Progetta nuovo componente. Vediamo cosa possiamo fare al motore. Eh... No, ma adesso non voglio spendere altri soldi, dai. Sospensioni sono già forti. Potremo zona rossa meno 10. Questo lo potrei fare. Ma sì, dai. Qui non si bada a spese. Voglio vincere sto mondiale. Lo voglio vincere. Voto Virtual Safety Car. Allora vediamo. Vedi la Vaxala Motorsport non vuole. Non avvantaggia. 2 voti, ne abbiamo quanti? 5. 2 voticini. 3 no, sinceramente. Vai, speriamo bene. E il comandone del suo peso politico. Cazzo, 2-1. Vladimir. Cazzo, 2-2 Pozzi. Ok. 3. Wagner. 3. Cacchio, Carmen. Aia. 4. Porca puttana. Approvata. Incredibile. Arriva la Virtual Safety Car. No, ma che 2 coglioni. Però ora che bello che ogni stagione può cambiare così. Fai una figata di proporzione biblica. Compleanno di Simone. No, non li spendo, tanto non ti uso mai. Un biglietto basterà. Facciamo i tirchioni con Simone.
Ok, allora. Ok, ok, ok. Allora le sospensioni. Qua 217. Possiamo mirare un po' queste. E qua non serve 207, 205, vabbè, insomma. L'importante è avere con Antonov. Qua il motore, dai, deve salirmi un po' il motore però, cazzo. Ok. Costruzione terminata, ciao. Ora montiamo i componenti. Allora, mettiamo, giusto così, 78, 81, ok. Il motore possiamo rischiarlo. E diamo alla Vananen questo. Potrebbe aver sprecato un po' di soldi, ragazzi, ma devo anche provare, d'altronde è normale, nel senso, è la prima stagione che è troppo quello che ho fatto, secondo me, sospensioni 220, benissimo. E così, perfetto. Seleziono uno sponsor, questo. Componenti soddisfatto e soddisfatto. E ok, raga, si vola a Milano, vabbè, Monza, per la penultima tappa del mondiale. Ci becchiamo dopo le brandate, terzi e sesti, però, ma non lo so, ragazzi, non lo so, sono un po' dubbioso. I miei piloti sono sotto pressione, soprattutto Antonov, a mio parere, perché sente che potremmo fare un miracolo all'ultimo, il primo anno, cazzo. Allora, Antonov, mettiamo prestazioni più 10 assolutamente e prestazioni più 5 con le medie. Non ho sbloccato molto, infatti è stata una prova libera un po' fiap, secondo me. Prestazioni più 10. Si usano più lentamente le medie, proviamo questo. Ok. Setup. Beh, il setup è corretto. Beh, allora, qua me lo godo. Ottimo, ottimo, buono. Vabbè, io direi di non toccare anche perché era contento nella team radio. Sì, nella radio. Sì, vabbè, ciao ragazzi. Il cubo è un po' andato un po' stanco, ragazzi. Il lavoro mi sta rincoglionendo più del solito. C'è il puttanone della Vananen. Niente, là, a sto punto lì. Proviamo a far così. Oh, proviamo ragazzi, ripeto, è un weekend che non mi sta esaltando, io ve lo dico ragazzi. Prime difficoltà per il Kuma, strategia pilota, le proprie vere difficoltà ci stanno ragazzi, la pressione anche, mettere la firma per arrivare anche secondo in sto mondiale e magari terzo nella costruttori, vediamo. European Racing vaffancuore. Sappiamo che Antonov di solito è una brutta partenza, non parte mai bene Antonov. L'ultima luce rossa, andiamo, Gran Premio di casa per il Cume. Vai Antonov, smentiscimi con una super partenza. Non tutti partono a cannone, chiaramente, ok. La Vananna in 12ª, Antonov 17º. Voglio le qualifiche però, cazzo. Allora già che è 18º, già che è il nostro competitor per la vittoria. Però ci sono anche il terzo, non me lo ricordo in questo momento. Siamo tutti là in realtà. Vananna 12º, Antonov 15º. Vediamo, non si fa superare come un porco. Però la nostra livrea, vediamo, andiamo un attimo lenti. La nostra livrea Brown mi gasa però. Eccola qua. Andiamo a vedere la Vananen. La nostra Vananen è 11ª, ma stiamo sul nostro Antonov che mi gasa. Perché fa sempre partenze da cioccolataio, c'è poco da fare. Vai Antonino! È ultimo, già è ultimo per il momento. Ti prego Antonov non fare cazzate, io capisco che sei in pressione. Classifica attuale, ok. Stiamo attenti, vai Antonino. 11ª la Vanana, non stiamo girando alla grande, per il momento. Antonov è molto in difficoltà. Proviamo a stare su alta alta, vediamo. Anche con la Vananen. Porta più fortuna l'arancione a me. Ecco, appena detto, mi superano subito, bene.
Dai però, madonna, mamma mia. Partiti male ragazzi, partiti molto molto male. Sabato, giro record per sabato, anche se è domenica. Banana in decima, la banana in rimonta, previsione non è prevista pioggia. Antonov 15, sedicesimo di nuovo, porca di quella troia Antonov, ma proprio oggi dobbiamo andare a mignotte, cioè. Safety car, attenzione. Safety car, chi ha fatto l'incidente? Speriamo già. Incidente... Ah, proprio sabato! Ma qua forse mi conviene andare ai box però. A sto punto ne approfitto, vado ai box con Antonov. Mancano 16 giri. Potrei finirle con queste però, ma... Vediamo se faccio 9, 18, 26. Sì, posso stare con le soft, posso stare con le gomme migliori. Carburante massimo. Sicura, tanto non devo rischiare. Vai. C'ho la banane. Dovrei andare anche con la banane in realtà. Con la banane lo stesso, tanto ripeto, c'erano due conti, ce la faccio. Ok. Cazzo no, la Vananen era già andata, non che credo. Errore del Cume. Errore del Cume. Però ho buttato via la gara della Vananen, mi dispiace. Porca troia. Solo la Vananen non è andata ai box. Mamma mia quanto perde la Vananen adesso. Devo cambiare strategia con la Vananen. Devo andare con le morbide. Non devo più fare pit stop. Anche se è praticamente impossibile. Eh. Ma vaffanculo, va però. Che pirlone che sono. Antonov decimo. Sono tutti in risparmio, chiaramente, manca un giro. Adesso vuoi vedere che la safety car rimane un giro in più e potevo mettere le soft. Vabbè, panico come indiano, panico con la banana. Ma perché sbaglio sempre con la banana? Ok, la banana è chiaramente ultimo, sabato ritirato. Già è 12esimo, già. Vabbè, proviamo una strategia comunque diversa con la banana. Proviamo, fioi. Cioè, bisogna che provare, cazzo. Bravo Anton, Anton sta risparmiando molto bene. Safety car verso il garage, la banana com'è? Poi vabbè. Va bene. La safety car tra poco può uscire. Ma il ritiro di sabato, ragazzi. Me lo godo sabato. Cosa ha combinato il porcone? Ok, possiamo andare, vai. E invece con lei andiamo tranquilli. Vai Antonov, adesso inizia la tua gara, cazzo. Adesso inizia la gara di Antonov. Quinto Antonov, quarto. Mamma mia, Antonov scatenato. Adesso la seconda parte è sempre il momento di Antonov. E adesso Antonov abbiamo Gerard che è secondo. Farà molta fatica la Vananen. Mi dispiace per la Vananen, porca troia. Ma comunque non ce la faccio col carburante. No, no, andiamo dritti e così. Vabbè, vedremo. Antonov secondo comunque. E dov'è già? Cazzo, già è ottavo. Antonov secondo. Molto bene Antonov. Fastest lap di Antonov. Fastest di Antonov. 17esima la Vananen. Mi dispiace proprio che...
Potevo mettere lo stesso le soft, Cristo santo, vabbè. Vabbè, la Vananen comunque sta spingendo come una porcellona, brava Vananen. Antonov sta arrivando. Bravo Antonov, dai, con la nostra Brown GP. Con i diffusori taroccati. Dai Antonov. Bravissimo Antonov. Adesso Antonov vattene così poi possiamo abbassare un po' i giri del motore, perché chiaramente è un rischio così. Come è messo, Santana tira però, 10 giri alla fine. Alto e alto. Ok, la Vananen è ancora così. Sì, la Vananen consuma tanto le gomme, però è già così con le medie, Cristo santo. Mamma mia, oh. Dai Antonino. Bravo Antonov. Attenzione, ma vaffanculo. 9 giri alla fine. Sì, ma è proprio una cogliona però, è proprio una testa di cazzo. Cioè, scusate, una Vananen meriti il mio errore. Dai, Antonov è primo con un vantaggio di 8 secondi su Santana. Andiamo ai pit. Allora, ok. Opzioni carburante. Mancano 9 giri. Ok. Bilanciata. Perfetto. Vai Antonov. Antonov. Però chiaramente devono ancora rientrare gli altri. Benissimo. Bravi. La Vananen è 15esima. Gli altri sono messi male. Da Santana c'è comunque un vantaggio. Già è settimo, cazzo. Già è vicino. Gli altri vanno tutti ai pit. Pit, Valdez, Gerard, tutti ai pit. Antonov torna primo. Bravissimo Anthony. E adesso andiamo a vincerla ancora, fioi. Ti prego. Giro record di marchetta. Dai Antonov. Vananen 15esima. Andiamo un attimo lenti. Arbeloa, giro record. Oddio. Porca puttana il motore. Devo abbassare i giri del motore, che abbiamo un buon vantaggio. Abbassiamo i giri del motore, fioi. Già è quarto, attenzione. Non possiamo permetterci... Mamma, mi sto cagando addosso. Tutti gli altri sono in tiro, cazzo. Però già è in risparmio carburante. Dai, la Vananen. Proprio non c'è la Vananen. Un po' tiriamo al massimo con la Vananen, ma... Sono un po' teso per Antonov, perché al motore basso. Al motore basso, Antonov. Già è quarto, già è molto vicino. E c'è Gerard che però anche Gerard è in lotta per il mondiale con noi, non siamo messi bene col carburante, Devo stare attento con la Vananen. Noi siamo messi bene, invece ritmo perfetto per il momento. Il campionato pilota, costruttore non lo vinciamo perché la Vananen è rincoglionita. Io faccio qualche errore, però Vana consuma troppo. Consuma troppo la Vananen. Ok. Dai Antonino, non Antonio, me lo sto godendo. Arbeloa, giro record, ma non mi interessa. È settore 2. Sette secondi di vantaggio, ma manca un giro, fio. Non possiamo perderli tutti, cazzo. Dai, fioi. 4 secondi. Quando finisce sta gara di merda? Che delusione la Vananen.
E si va a vincere! Vinciamo anche il Gran Premio di Milano! Yuhu! Mamma mia, Antonov scatenato, la Vananen, qua dorme, 14esima la Vananen. Consuma troppo le gomme, è più scarsa appunto. E che arrivano pochi punti, già quarto. Si vince ancora ragazzi, il Kuma è uno stratega infallibile con il primo pilota però, Pa, 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 pa. Che spazio, un Kuma devastante. European Racing Series. Ok, ok. Perfetto. Controlli auto, dai che già speriamo in una retrocessione di già. Già sempre quarto, io primo, Banana in 14esimo. Ma cosa è successo? Penalità ricevuta, ma vaffanculo. Mamma mia. Grande Antonov ragazzi, grande Antonov. Vediamo la classifica. Un punto divide i due rivali all'ultima gara, già qua 145. Sergei Antonov 144. La Vananen nona. Signori, un mondiale. Devastante. Siamo terzi nella classifica costruttori, cazzo. Bene, no? Calma. Gran calma, gran calma, gran calma. E l'occasione ghiotta un punto di ritardo. Che ne ho vinte tante, che mi ho pagato le prime gare. Ok, sono bei soldoni anche. Torniamo messi bene. Ok. E nel prossimo video provo a fare il quartier generale, la rischio e fioi tanto. Perfetto raga, allora. Arbeloa benissimo. Bravissimo Antonov. Eh sì, più 15 al morale. E ragazzi, nella prima gara, nella prima risultato in carriera del primo anno, 9 gare, 6 podi e 4 vittorie. E qua abbiamo anche Drago Racing incerto, a rischio l'Estwood Motorsport europeo, addirittura con un Asia Pacifico, la Boa, cazzo. Che sporis, fortissimi anche questi. Porca troia. Vedi, questa per il prossimo anno, vediamo, raga, vediamo. A sto punto non lo so se rimane in sta scuderia. Bisogna capire se vinco il mondiale o no, perché comunque voglio vincere i 3 mondiali. Se lo vinco il primo anno, potrei che farci pensierino. Si chiude tra 24 giorni nel GP del Mar Nero. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!